Cari utenti, bentornati. Avete sempre carta e penna in mano? Benissimo. Ci siamo lasciati con le varie fasce F1, F2 ed F3. Naturalmente vi ho spiegato che poi trovate tutto in bolletta, va interpretato nel modo giusto, naturalmente. Vorrei portare alla vostra attenzione un altro particolare, un altro dato molto significativo. Abbiamo detto che questa bolletta ha un consumo di 500 kWh bimestrale con un costo di servizio fisso di vendita di circa 62 euro. Abbiamo fatto una piccola divisione elementare che è saltato fuori 0,11 centesimo al kilowatt, ma in realtà non è così, perché se fosse così noi avremmo speso solo 61 euro. Ma naturalmente la bolletta è perfettamente dettagliata. Ma naturalmente noi continuiamo a porci delle domande. Perché? Perché il primo costo è 61,80, 62 centesimi, di un costo di gestione base su un determinato numero di kilowatt consumati. Per cui kilowatt consumati, costo base. Poi il gestore cosa fa? Va a prendere il costo totale, le divide fra le varie fasce e in base alle varie fasce aggiunge determinati oneri aggiuntivi, cioè noi prendiamo la fascia 1 per il periodo bimestrale e viene fuori un costo al kilowatt. Noi prendiamo la fascia 2 e c'è un altro costo al kilowatt e la fascia 3 un altro costo al kilowatt. La somma fa 79, circa 80 centesimi da sommare ai 61. Poi ci sono degli oneri fissi, che quelli vanno comunque presi in considerazione, che è una quota fissa euro di 13,38 che va per mese, essendo bimestrale è per 2, per cui gli si aggiunge un'altra quota fissa. Io mi domando perché, però c'è un'altra quota fissa. La domanda è: perché ci sono tante quote fisse? Perché questo kilowatt tu me lo spacchi in tante voci e me lo fai pagare più di una volta? Perché ricordatevi che noi parliamo già di 62 di una quota fissa. Prendiamo il consumo e lo dividiamo per le varie fasce, poi mi sommi un'altra quota fissa che in questo caso per il bimestrale, perché vedete che ci sono due voci. Poi c'è una quota di potenza. Questa quota di potenza sempre per bimestrale naturalmente, ed è un altro coefficiente che va sommato. Tutti questi valori, tutti questi coefficienti vanno sommati, poi ci si aggiunge l'IVA. Ecco, un altro dato importante, la cosa è che l'IVA è doppia. Scusate se la prendo perché è doppia l'IVA. In questo caso la troviamo nelle imposte. Abbiamo i 61 circa, abbiamo tutte le somme dei vari coefficienti, poi abbiamo le imposte sulla somma dei due valori detti prima, ed è naturalmente sul 21 e il 22 l'aliquota attuale naturalmente. Poi detto questo c'è un piccolo onere aggiuntivo che è di 1 euro, vedete signori, cari amici consumatori, vedete qui c'è il riepilogo della bolletta, c'è il riassunto di quello che noi abbiamo visto nel retro del foglio. Abbiamo questo dato, sembra un dato molto piccolo e insignificante, 1,93 centesimi, che è un ulteriore onere che non è specificato da nessuna parte il perché. Il perché viene messo questo onere? C'è, è giusto che ci sia, probabilmente c'è un motivo, ma che io come consulente ignoro il motivo, non so il perché. In sostanza, concludendo, noi ci ritroviamo a pagare una bolletta di 181 euro, per arrotondare 182, diviso 550, per dirle quanto ci costa al kilowatt, siamo sui 0,32 centesimi al kilowatt, molto superiore rispetto ai 0,11 iniziale. Ma se noi, dice va bene, ma qui c'è comunque gli oneri d'IVA, lo vediamo dopo la rubrica. Ben ritrovati a questa nuova rubrica
interessantissimo, è una cultura scientifica dove abbiamo parlato di Tesla, abbiamo parlato di Marconi, abbiamo parlato di Edison, abbiamo introdotto Westinghouse. Per cui parliamo della guerra dell'elettricità tra Tesla e Edison, ma la vera e propria guerra non è una guerra sull'elettricità, era una guerra economica. In quegli anni in America, che siamo nel 1870, 880, è interessantissimo perché c'era l'enorme boom industriale, per cui due grandissimi personaggi stavano lavorando sull'elettricità, che era Tesla ed Edison. Naturalmente noi tuttora nel XXI secolo utilizziamo la corrente alternata, che la troviamo in casa dappertutto, ma anche la corrente continua. Volevo chiedere in che ambito appunto viene utilizzata la corrente continua. La corrente continua, la vera e propria, il padre della corrente continua è il nostro grande Alessandro Volta della batteria. Naturalmente la corrente continua viene utilizzata, i tram, per dire, gli automezzi, le ferrovie, i tram, sono tutti utilizzati a corrente continua. Hanno dei generatori e hanno dei gruppi particolari a livello industriale, per cui nei trasporti, chiamiamo così, viene utilizzata la corrente continua. Questa è la visione di Edison, che viene utilizzata la corrente continua. Molto semplice, che differenza c'è tra la corrente continua e la corrente alternata? Semplicissimo, la differenza è la corrente continua fisicamente è costante nel tempo, la corrente alternata non è costante nel tempo, ma ha una certa oscillazione, il classico andamento sinusoidale, che probabilmente abbiamo sempre sentito parlare, ma è un parolone così enorme, ma è molto semplice, per cui l'alternata non è costante nel tempo, la continua è costante nel tempo. Questa è una piccola spiegazione scientifica. Volevo fare un'altra domanda. In una precedente rubrica faceva riferimento al fatto che in caso utilizziamo la corrente alternata. Perché non è possibile utilizzare la corrente continua? Perché a parità di assorbimento di utilizzatori, la corrente continua comporta una sezione di cavi molto grandi. Facciamo un esempio banale, noi per alimentare una lampadina in casa usiamo una sezione di 1,5 mm quadri da 60 watt. La corrente continua, per avere una tensione di 230 volt, dovremmo avere dei cavi molto forti, e poi la corrente continua non è adatta a lunghi trasporti, per cui da una città all'altra per distribuire la corrente continua ci vogliono dei cavi di una sezione gigantesca e ha delle perdite notevoli, mentre la corrente alternata ci permette di trasportare a lungo raggio una tensione adeguata per noi. Questo è fondamentale. Ma ci sono differenze di costo tra l'una e l'altra? Assolutamente sì, i costi sono notevoli. C'è da permettere, c'è da dire che la corrente continua è utilizzata nell'ambito elettronico, strettamente elettronico, negli ospedali, è utilizzata la corrente continua in molti ambienti, diciamo così, mentre la corrente alternata è un qualche cosa che ci viene distribuita a livello industriale, a livello gigantesco, a livello grandissimo. Perché? Perché è comoda ed è facile da utilizzare, si utilizza in modo facile, ha delle regole, delle leggi che si riescono ad interpretare molto semplici, mentre la corrente continua comunque è utilizzabile, è un mondo che viene utilizzato, ma non è efficace per la distribuzione civile e industriale, però è molto utilizzata. Le batterie, per dire, l'auto è a corrente alternata, è a corrente continua, per cui tutto il settore del trasporto è a corrente continua. Naturalmente molto non andate via, cari amici, perché la prossima rubrica parleremo di una conclusione fondamentale, di due personaggi famosissimi che pochi conoscono, che si sono fatti anche loro due la guerra. Ci ritroviamo alla prossima rubrica. Ciao a tutti!
Ciao, eccoci trovati. Stavamo spiegando il concetto finale della bolletta per quanto riguarda anche gli oneri di IVA. Abbiamo detto che i 0,32 centesimi del costo totale della bolletta sono ben superiori ai 0,11 centesimi che abbiamo visto inizialmente. Anche se noi togliamo gli oneri di IVA, comunque vada, è una bolletta di un certo peso economico. Ora, come facciamo noi a confrontarci con gli altri gestori che ci offrono anche loro dei coefficienti, delle quote, ci dicono che ci fanno risparmiare, ma sulla base di che cosa? Lo vedremo fra 2 minuti, dato che abbiamo i nostri allievi, probabile che abbiano delle domande, sicuramente avete delle domande da farci perché anche voi siete entrate in questo mondo di elettricità. Ditemi pure ragazzi, dimmi tu. Io volevo chiedere, le bollette identificano i vari servizi energetici? Sì, nelle bollette sì, dipende dal gestore. Il gestore può o non evidenziare nelle bollette le varie forniture, cioè da dove si approvvigionano di questa energia che fornisce nelle case. Ad esempio, un gestore in particolare le evidenzia in percentuale. Faccio ad esempio, un gestore in particolare mette quasi il 30% dalle fonti rinnovabili, il 14% dal carbone, il 47% dal gas naturale, il 2% da petrolio, il 2% dal nucleare e il 4,2% da altre fonti. Sono dati molto significativi questi, naturalmente, cari amici, sembra quasi che la maggior parte di percentuale della fornitura, dell'approvvigionamento dell'energia elettrica che viene distribuito sul nostro territorio la fa da padrona le fonti rinnovabili. Qui ci sarebbe da discutere molto sulle fonti rinnovabili. Allora, dato che le fonti rinnovabili sono gestite personalmente da utenti che contribuiscono, mi pongo una domanda: ma non dovrebbero costare meno? Non dovrebbero costare meno questo approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili rispetto all'energia nucleare o dall'energia convenzionale? Sono domande che dovremmo rivolgerli a chi di dovere, forse solo loro ci sanno dare una risposta. Dicevi? Sì, io volevo chiedere se c'è differenza di costo in base alla potenza impegnata. C'è molta differenza di costo, anche questa è una cosa un po' particolare. Se un utente ha una potenza impegnata di 3 kW, e lo vedremo anche in base alla gestione di quanto consuma, per cui due utenti diversi, un utente che ha una potenza impegnata di 3 kW e un utente con una potenza impegnata di 6 kW, i costi non sono uguali. Questo perché? Perché lo possiamo vedere tranquillamente. Questa è una bolletta di un utente che ha una potenza impegnata di 3 kW, cioè 3,3, perché comunque danno una tolleranza del 10%. Come si fa a capire? Semplicissimo, si prendono sempre il totale dei costi di vendita diviso la potenza consumata. Se noi andiamo a prendere un'altra bolletta di un altro utente, faccio un esempio, di 1,5 kW, andiamo a prendere una bolletta di 1,5 kW di un altro utente che ha una bolletta, il nostro assistente lo attacca un attimo provvisorio, qui, ecco, se noi vediamo una bolletta di 1,5 kW, 1,5 col 10% a 1,7, troviamo che questo utente ha consumato 13 kW con un costo di gestione di vendita di 12 euro. Sembra quasi che gli costa 1 euro al kilowatt, cari amici, vi rendete conto? Questo utente ha una potenza impegnata verso un gestore di 1,5 kW, la metà di 3 kW, ma in sostanza costa molto di più rispetto a quello che ha 3 kW. In teoria dice, beh, io ho 1,5 kW dovrei pagare meno, in realtà no, paghi di più. Queste sono le differenze. La domanda è, perché, caro gestore, tu mi fai pagare di più chi ha una potenza impegnata di meno e mi fai pagare meno chi ha una potenza impegnata di più? Allora quasi quasi sembra quasi che mi incentivi ad avere 3 kW, però dopo mi sommi tutte le varie voci che alla fine io andrò a spendere di più. Ma la domanda è, perché mi imponi a spendere di più?
Per quale motivo? Se mi dai una spiegazione, probabilmente io cercherò di capire e di dare risposte ai nostri amici consumatori a casa. Ora siamo arrivati alla fine, nel senso che al dunque di cosa ci costa una bolletta. Se naturalmente, come tutti, ci si presenta un ragazzo sotto casa che ci suona e ci offre, e lo vediamo nella pubblicità, lo vediamo in internet, apriamo la nostra posta elettronica e troviamo dei gestori che ci danno delle offerte, migliaia di offerte. Il nostro assistente adesso ci aiuta a portare via questo foglio. Naturalmente, ok. Noi come esempio abbiamo, ho portato al vostro cospetto alcuni esempi di alcuni gestori che ci offrono un pacchetto finito, un costo orario finito, ma non ci dicono il perché, il come. Un gestore in particolare ci chiede spendere di meno, ci offre un pacchetto finito di 200, ci costa 15,5 centesimi per i primi 220 kW bimestrale, voglio leggere molto bene per non dire esclusiva, al kilowatt, esatto. Mensile ci fa un'offerta di 220 kW mensile a 15,5 centesimi, cioè un pacchetto finito. Un utente fine mese consuma 220 kW, in teoria secondo questa pubblicità paga 15, centesimi, però ci dice anche, ci informa anche che oltre ci costa 31 centesimi, cioè sembra quasi che il doppio. Ma bisognerebbe fargli una domanda molto importante. Oltre quanto? Oltre 1 kW, 220, 1 kW mi costa 31 o altri 220 kW mi costano 31 centesimi? Purtroppo non lo dice, dice solo che io ti faccio un'offerta di 15,5 centesimi per i primi 220 kW, oltre te lo faccio pagare 31. È come dire, io prendo 440 kW che costano 31 centesimi, li divido in due e te li faccio pagare 15 la metà. Oltre te li faccio pagare 31 centesimi. Fino a 220 kW ne pago 15. Scatta 1 kW, me lo fai pagare a 31? Ok, e gli oneri? Fuori IVA? Gli oneri di spacciamento, gli oneri di approvvigionamento sono tutti compresi? È un'interpretazione corretta? È un'ottima offerta? Come faccio a capire che questa è un'ottima offerta? Solo tramite un consulente esperto, analizza la bolletta, in base ai costi può dire all'utente sì, questa è un'offerta valida, oppure no, non è che questa offerta non è valida, non è soddisfacente per le tue richieste, non è soddisfacente, cioè non soddisfa le tue richieste, consumi di più. Questa è un'interpretazione corretta. Per cui tutti gli altri gestori che offrono, chiunque offrono al kilowatt, questi ad esempio ci sono dei gestori che offrono dei costi annui, all'anno. All'anno noi, indipendentemente da cosa consumi, tu vai a spendere 500 euro, 600 euro. Io non dico di diffidare, dico solo di analizzare molto bene le offerte e andare a leggere proprio quella postilla piccola che noi quasi non leggiamo quasi mai sotto, per capire che cosa ci offrono. C'è tutto scritto e tutto chiaro, ma la particolarità qual è? Dobbiamo avere le competenze di interpretazione, cercare di interpretare cosa ci offrono, analizzare la nostra esigenza, solo in quel caso siamo in grado di dire è un'offerta accettabile o un'offerta che non rispetta le mie caratteristiche. Per cui in questo caso dovete affidarvi ad un consulente, non firmate nulla se non vi affidate ad un consulente. Cari amici, vi ringrazio di questa puntata, spero che sia stato di vostro gradimento, grazie e alla prossima. Arrivederci. Scusate, ho fretta, non posso stare più di tanto con voi perché devo andare a casa, come sempre, come tutti i venerdì, non voglio più uscire con il fidanzato, le amiche, il cane, il gatto, il topo, voglio stare a casa a fare quello che mi ha insegnato Giuseppe, quindi voglio andare a casa a provare a costruire da sola una ciabatta. Comunque, se
Se avete delle domande da fare a Giuseppe Valentino, scriveteci a programmi@di-tv.net. Le risposte non tarderanno ad arrivare. E poi seguiteci sempre sulla nostra pagina Facebook, dove avrete anticipazioni, curiosità, magari in anticipo anche qualche servizio del nostro notiziario. E ancora il nostro canale YouTube, non vorrete mica non guardarci anche lì. Ecco, io vi aspetto anche lì su YouTube. E poi non mi rimane che darvi un appuntamento un po' speciale. Domani, sabato, ho deciso di essere ancora una volta assieme a voi, ma perché? Perché domani abbiamo uno speciale con un gruppo musicale davvero interessante. Io vi aspetto per ascoltare con voi dei ritmi davvero entusiasmanti. Non mancate, perché io sono qui, siateci anche voi.